C'è un'escalation di violenza che preoccupa. È sicuramente preoccupante il fatto che siano questi moltiplicarsi di episodi di violenza contro le persone con esiti anche mortali, ecco, questo non lo nascondo. Un aumento della violenza estrema che preoccupa, a dirlo è il procuratore capo della Repubblica di Treviso Marco Martani. Anche estrema con con conseguenze mortali, e questo è sicuramente un fenomeno preoccupante. Abbiamo l'episodio di lunedì mattina del matricidio, abbiamo l'episodio di qualche settimana fa del soggetto che si è messo alla guida di più autovetture sistematicamente sottratte a delle donne, che ha provocato un morto e poteva finire anche peggio. Abbiamo l'omicidio avvenuto nella zona Fiera la sera del 12 ottobre, abbiamo degli scontri tra stranieri molto pesanti avvenuti con l'utilizzo di armi improprie, anche di armi proprie, ma non da sparo, che potevano avere conseguenze peggiori. Non vi è nessun collegamento fra i casi, solo tra il ragazzo in fuga a Casella d'Asolo e il matricida di Conegliano vi è una connessione, il carattere psicotico. Nell'omicidio di Fiera le indagini proseguono, ad oggi una quindicina di persone sono state identificate e denunciate. Resta da ricostruire cosa ha spinto a compiere un delitto tanto efferato, spiega il procuratore Martani. La teoria secondo cui il movente sarebbero stati i soldi appare sproporzionato sia per giustificare quanto è successo, sia per fornire un motivo valido che giustifichi il numero di persone coinvolte. Da tutta l'aria, in entrambi i casi, di trattarsi di un regolamento di conti. Nell'omicidio di Conegliano, l'87enne Maria Luisa Bazzo aveva tentato disperatamente di difendersi, ma non ce l'ha fatta. Suo figlio Ippolito Zande Giacomo aveva tentato anche di tagliarle le mani prima di sgozzarla. È stata disposta l'autopsia di Maria Luisa Bazzo. Ma al momento direi di no. Il magistrato di turno era orientato a non richiederla perché le cause della morte sono comunque molto chiare, quindi risulterebbe inutile. La procura procederà quando possibile con una perizia psichiatrica nei confronti dell'uomo. Sicuramente sarà necessario un accertamento peritale sulle condizioni di salute mentale del soggetto.